Buongiorno cari amici vicini e lontani. Allora, per l'ennesima volta facciamo questa specie di selfie editoriale. C'è che stare a questa distanza perché cosa volete? Non sto guidando, eh? Sto solo camminando all'interno dello studio. Allora, attenzione, incredibile. Quello che era previsto alla vigilia si è avverato. Argentina-Germania, finale del mondiale. E a titoloni a prima pagina. Tra l'altro ci sarà un derby tra i due papi, perché per la prima volta nella storia, dopo 400 secoli, no, pardon, dopo 400 anni, non esageriamo, insomma, quei secoli, secula e seculorum, come dicevano i latini, due papi assistono a una finale del mondiale. Ma vi vedete voi Papa Ratzinger, l'emerito, per capirsi, da parte nel suo convento in clausura mentre ascolta la Ciarpagna e cosa fa? E dall'altra parte Bergoglio che dice, va bene, che vinca il migliore. Insomma, questi mondiali del Pifero, vi sono piaciuti o no? A me personalmente mi appare una stronzata, ma Blatter dice che va bene così, spero in bene.